abbiamo vinto l'argento! Oro Milan, oro Milan, oro Milan, oro Milan, oro Milan, oro Milan, oro Milan. Andrea Leonardo, aeroporto di Tessera, Venezia, sta per atterrare Jonathan Milan, anzi atterrerà fra un'ora, alle 22.55. È appena partito con la precisione. E lui si è già messaggiato con Milan. Andrea e Leonardo sono i fondatori del primo fan club Jonathan Milan. Speriamo anche l'unico. Speriamo che l'unico. Lui correva nella Sacilese tra i 2016 e 2017, quando lui era allievo juniores, correva con Milan. Descrivici il Milan di quella volta. Jonathan è sempre stata una persona molto umile, un ragazzo che parla poco, molto riservato, però con una grande passione per la bicicletta, insomma. E magari a differenza nostra lui ci credeva molto di più e alla fine è arrivato insomma dove è arrivato. Vi ha mai detto all'epoca voglio arrivare? Oddio, no, non ha mai fatto cenno, perché tutti alla fine quando corri in bicicletta vogliono arrivare a quel risultato lì, e lui ci ha messo quel Pizzico di... quell'1% in più che tutti cercavano. Ah, tu non correvi con Io non correvo con Milan. però sei suo amico. No, diciamo che correvo anche in bicicletta, eravamo tra virgolette avversari, però alla fine si sa che nel ciclismo avversari tutti, ma amici alla fine è finita la gara. E sei l'ideatore del fan club. Insieme Perché? a lui, perché innanzitutto perché Jonathan è un amico e quindi la cosa principale è quella, poi la passione per la bicicletta è anche nostra, insomma, e abbiamo deciso di sostenerlo, di creare qualcosa di ufficiale, di dirgli guarda che se in un momento di difficoltà non ci siamo, guarda che in giro per le gare magari tra un po' di anni se butti l'occhio ci vedi. E quindi sì, per sostenerlo, perché è un amico, perché crediamo in lui e insomma... Chi l'ha sentito per primo il mercoledì? Chi è stato? Oddio, Penso te. penso io, sì. Eravamo Quando? a mangiare. Io gli ho Al scritto un complimenti subito dopo la corsa, e chiaramente lui, preso dalle sue cose, sì, più di quello non vado a disturbarlo. Dopo gli ho mandato via in questi ultimi giorni la maglietta la maglietta che abbiamo fatto, Che indosseranno alla festa di martedì a che Buia, abbiamo anche aggiunto il logo delle Olimpiadi dietro sotto il colletto, e mi fa mamma mia sono proprio belle, e fatto sta che mi ha risposto, io gli ho scritto alle 8 di sera che lui stava dormendo per il fuso orario, mi ha risposto alle 2 sì. È capitato anche a me, è un ragazzo d'oro. Allora, Olimpiadi, medaglia d'oro a 20 anni. Fra 10 anni cosa avrà vinto Milan? Oddio, sicuramente qualche classica. Bravo. Qualche classica, penso che... Speriamo qualcosa anche a crono di importante, dicono che è ai livelli di un certo Ganna, per cui speriamo che queste dicerie diventino poi realtà.